Prego di prendere posto. Prego i soci di prendere posto. Iniziare la nostra seduta odierna. La nostra seduta odierna che inizia con una commemorazione. La commemorazione del socio effettivo Giuseppe Grioli, che verrà tenuta dal socio Tullio Valent, che prego di venire. Grazie. Io sono molto grato al Presidente Ortalli e al Consiglio di Presidenza dell'Istituto per avermi rivolto l'invito a tenere la commemorazione del professor Giuseppe Grioli. Considero un onore e un dovere morale ricordarne la figura, perché egli è stato per me un grande maestro di scienza e di vita ed anche un amico. Non sono parole di circostanza queste, ma sono profondamente il motivo. Grioli si spense il 4 marzo dell'anno scorso, 2015, quindi quando pochi giorni, un mese circa, lo separavano dal 103esimo compleanno, essendo egli nato il 10 aprile del 1912. La fotografia che ho scelto per il cartoncino pieghevole, che è quella che vedete sullo schermo, ritrae il professor Grioli nell'aula magna dell'Università di Messina durante un convegno organizzato per festeggiare i suoi 100 anni, quindi qui aveva 100 anni. Qualche mese più tardi a Padova, presso il Dipartimento di Matematica, un altro convegno fu tenuto in suo onore. In quella circostanza fu presentata una ristampa del libro di Grioli, Mathematical Theory of Elastic Equilibrium, edito dalla Springer Verlag nel 62, 50 anni prima, ed esattamente quando Grioli aveva 50 anni. La sua vita si divide in due parti. Cioè questa opera divide la sua vita in due parti della stessa lunghezza. Con quel libro il professor Grioli rese noti ad un pubblico internazionale risultati suoi e della scuola italiana nel campo della elasticità non lineare, anche asimmetrica, riprendendo e sviluppando il metodo perturbativo di Antonio Signorini e presentando tra l'altro alcuni l'esistenza di soluzioni e la loro sviluppabilità in serie di potenze. La ristampa del libro è stata realizzata su iniziativa del nostro socio Franco Cardin, grazie ai contributi del Dipartimento di Matematica e del Rettore dell'Università di Padova. Io mi sono associato all'iniziativa di Cardin, offrendo la mia collaborazione. L'ultimo capitolo del libro è dedicato alla elasticità asimmetrica. 2 anni prima, nel 60, ricordo bene, è l'anno in cui io mi iscrissi all'università, Grioli sviluppò per primo una teoria generale dei corpi elastici con caratteristiche di tensione espresse da un tensore asimmetrico. Prima di lui solo qualche caso particolare di elasticità asimmetrica era stato considerato e tra l'altro affrontato sulla base di poi dimostrato essere non accettabili. Grioli impostò lo studio di una teoria dell'elasticità asimmetrica non solo in presenza di momenti di massa, spesso inessenziali, ma anche di momenti superficiali e soprattutto lo fece nel contesto generale delle deformazioni finite. Mi sono soffermato sulla elasticità asimmetrica introdotta da Grioli anche perché essa qui
la base della teoria delle microstrutture, cioè essenzialmente di quei sistemi materiali che, pur tradotti in uno schema continuo, vogliono ricordare in qualche modo la loro provenienza particellare. Di microstrutture Grioli si occupò a partire dal 70. Il suo approccio è stato, come al solito, nello spirito della filosofia di Antonio Signorini, affatto generale. Non fa intervenire arbitrarie e quindi discutibili postulazioni a priori. La teoria delle microstrutture avrebbe poi avuto enormi sviluppi. Essa è tuttora di grande interesse, non solo da un punto di vista teorico, ma anche da quello applicativo. Una delle numerose applicazioni di questa teoria è, per esempio, la possibilità di previsione dei meccanismi di collasso di materiali tradizionali e, di conseguenza, la capacità di progettare materiali innovativi in ingegneria strutturale. Le stesse nanotecnologie si collocano in questo contesto. Questo campo di ricerca ha continuato ad appassionare Grioli per molti anni. In un'intervista rilasciata al professor Mauro Fabrizio nel 2004 e pubblicata nel bollettino dell'Unione Matematica Italiana nell'agosto di quell'anno, egli tuttavia dichiarò di avere delle perplessità sulla teoria delle microstrutture, o meglio, la consistenza fisica del modello matematico, pur riconoscendo il suo grande interesse per i matematici. Le perplessità del professor Grioli, che qui non è possibile esporre, sarebbero superabili se fosse possibile costruire un modello matematico di una microstruttura che al contorno e inizialmente richiedesse soltanto condizioni del tipo del modello di Cauchy. Grioli studiò a fondo la questione e presentò una sua proposta metodologica in tale senso, con un lavoro dal titolo Microstructures as a Refinement of Cauchy Theory. E qualche anno dopo affidò a me un manoscritto contenente alcune sue idee e riflessioni su questo tema, invitandomi a studiare talune questioni analitiche che nascono da queste sue pagine. E devo confessare con molto rammarico di non essermi impegnato a fondo sulla proposta di Grioli, anche perché da tempo i miei interessi prevalenti si erano spostati su campi di ricerca lontani da quelli del passato, comunque da quelli che in quel momento l'invito del professor Grioli esigeva. E fin qui ho accennato ad alcuni aspetti dell'attività del professor Grioli nell'ambito della meccanica dei continui. I risultati ottenuti in questo campo effettivamente costituiscono la parte più vasta e rilevante della sua opera. Però c'è un altro a cui Grioli diede importanti ed originali contributi. Uno di questi è la dinamica dei corpi rigidi. In particolare lo studio dei movimenti dinamicamente possibili di un corpo rigido soggetto a forze di tipo gravitazionale, con l'introduzione del concetto di precessione generalizzata, egli riuscì a dare un significato particolarmente espressivo a movimenti già noti e a determinare altri movimenti non noti. Queste sue idee lo condussero poi ad occuparsi anche di problemi di meccanica celeste con un metodo nuovo. A questo punto mi pare interessante fare un confronto tra l'approccio astratto di Grioli e quello di tipo più operativo di Giuseppe Colombo, che tutti conosciamo, immagino, il quale di Grioli fu assistente, collaboratore e grande amico. La differenza sostanziale fra i due punti di vista si potrebbe sintetizzare nel modo seguente. Mentre Grioli spinse
a livelli molto avanzati la ricerca di famiglie di soluzioni esatte, le precessioni generalizzate appunto, e Colombo affrontò in quegli anni, erano gli anni 50 e 60, la dinamica del corpo rigido con un approccio che oggi si potrebbe dire rientrante nella teoria delle perturbazioni dei sistemi hamiltoniani. Teoria questa che si sviluppò grandemente nei decenni successivi ed è nota anche come teoria CAM, K-A-M, che sono le iniziali di Colombo. Forse si potrebbe dire che il punto di vista di Colombo nell'immediato si affermò maggiormente anche in virtù della collaborazione che egli ebbe in quegli anni con la NASA. Ma oggi la moderna teoria dei sistemi integrabili e delle simmetrie sottogiacenti rendono attuali le ricerche di Grioli, collocandole in un contesto ancora più fecondo ed affascinante. E quando il professor Colombo si ammalò, fu molto vicino. Andava spesso a trovarlo nel suo studio, oppure Colombo veniva da noi nello studio di Grioli. I loro colloqui vertevano di frequente su questioni matematiche connesse con il problema del satellite a filo, noto anche come satellite Tethered, al quale Colombo era allora particolarmente interessato. L'importanza dei risultati scientifici ottenuti da Grioli è confermata dalla sua appartenenza, spesso con un ruolo dirigenziale, a numerosi enti, istituti, accademie, di cui vado a fare un elenco incompleto. L'Accademia Nazionale dei Lincei, l'Accademia Nazionale delle Scienze, le Accademie delle Scienze di Torino e di Palermo, l'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, l'Accademia Peloritana dei Pericolanti e naturalmente il nostro Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Per molti anni è stato anche il presidente del gruppo nazionale del CNR. Del prestigio e dell'autorevolezza di cui Grioli godeva all'estero, sono in grado di dare una testimonianza personale. Ci sarà molto di personale in questa mia chiacchierata. Perché a partire dal 1970, sono stato al suo fianco in quasi tutte le sue missioni nel mondo, Polonia 2 volte, Germania, Francia, Stati Uniti, Canada, eccetera. Ricordo in particolare la Baltimora, nell'abitazione di Clifford Truesdell, la massima autorità americana dell'epoca nella meccanica dei continui. Ecco, e Truesdell a ciascuno di noi due, Grioli e me, assegnò una stanza arredata con mobili originali europei del Settecento, il secolo che Truesdell considerava mitico. In quell'occasione anche il celebre cembalista Gustav Leonard era ospite di Truesdell e Grioli poté suonare assieme a Leonard su due clavicembali nel salone principale della sua villa e venivano accordati sempre dalla signora Truesdell. Quella missione, per inciso, quella missione agli Stati Uniti fu importante anche per me perché alcuni mesi dopo ricevetti da Truesdell l'invito a scrivere un libro per la collana Springer Tracts in Natural Philosophy della Springer Verlag. E dirò ora brevemente di alcuni fatti che riguardano la biografia del professor Grioli, iniziando dagli anni prima a Messina e poi a Roma. Nacque il 10 aprile 12, come già ho ricordato, a Bordonaro, una piccola frazione di Messina. Presso l'Università di Messina si laureò prima in fisica e poi in matematica. In fisica nel 1936, con una tesi assegnatagli dal professor Antonio Rostagni. E l'anno successivo in matematica con Renato Inaudi, il quale subito dopo la laurea lo presentò a Mauro Picone a Roma.
Piccone lo chiamò a Roma e lo assunse all'Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo, così si chiamava, del CNR, fondato dallo stesso Piccone nel 1932. Grioli diventò presto vice direttore di tale istituto. Divideva la stanza di lavoro con Gaetano Fichera, il celebre analista, e tra i due si stabilì un sodalizio scientifico molto fruttuoso ed una grande amicizia. Nel periodo trascorso a Roma, peraltro politicamente difficile, erano gli anni 30, Grioli poté conoscere l'ambiente matematico romano, venne a contatto con Signorini, Cisotti, Graffi, Caldonazzo, Amaldis, Segres, Severi, Fantappiè, Bompiani, Kral ed altri. Alcuni erano proprio a Roma stabili, all'Università di Roma, altri erano spesso a Roma di passaggio. E collaborò in quegli anni con Tolotti, Ghizzi, soprattutto con Fichera. Fece anche esperienze musicali come pianista. Ebbe tra l'altro l'opportunità di incontrare più volte il noto pianista Arturo Benedetti Michelangeli a Roma. So che ne parlava spesso Grioli, insomma, come di un'esperienza emozionante e anche del carattere difficile di Michelangeli, Benedetti Michelangeli. L'avvio della ricerca scientifica di Grioli ebbe come principali punti di riferimento l'analista Mauro Piccone e il fisico matematico Antonio Signorini, il quale, appena conosciuto il giovane Grioli, gli fece dono dei suoi lavori sulla teoria delle deformazioni finite, avviandolo così nel campo della meccanica dei continui. Da Signorini Grioli ereditò, tra l'altro, la capacità di collocare i fenomeni fisici in un contesto assolutamente generale per poi procedere con rigore estremo. Dopo gli anni romani, Grioli giunse a Padova alla fine del 49 come successore del professore Ernesto Laura alla cattedra di meccanica razionale presso la Facoltà di Scienze. E subito, come egli più volte dichiarò, comprese il vantaggio di lavorare in una grande università sita in una città di piccole dimensioni. Allora la Facoltà di Scienze era composta solo da 11 persone quando egli arrivò a Padova. Della Facoltà di Scienze sarebbe poi stato il preside per 7 anni, dal 68, succedendo al professor Rostagni, fino al 75, dal 68 al 75. E gli anni della sua presidenza furono quelli della grande contestazione studentesca, appunto, dal 68 al 75. Coloro che come me fecero parte della Facoltà di Scienze a Padova in quel periodo ricordano bene il suo temperamento pacato e il suo grande equilibrio gli permisero di dominare la situazione. Usando verso tutti calma e cortesia, otteneva rispetto e cortesia anche dai più vivaci contestatori. Per far capire l'atmosfera in cui allora si svolgeva l'attività didattica, voglio ricordare un episodio. Con il professor Grioli stavamo facendo esami al Bo e durante gli esami che si protrasse, tra parentesi Grioli era un lavoratore instancabile, un gruppo di persone si erano asserragliate all'interno del palazzo del Bo, accatastando mobili e oggetti pesanti di ogni genere contro i portoni d'ingresso per impedire l'accesso ad un altro gruppo di opposto colore politico che cercava in tutti i modi di sfondare i portoni per arrivare ad uno scontro fisico. Noi così rimanemmo chiusi nei nostri studi per buona parte della notte. A Padova il professor Grioli ebbe molti allievi e collaboratori. Ne cito alcuni: Giuseppe Colombo, Dionigi Galletto,
Ettore Benzic, Aldo Bressan, il fratello Sergio Bressan, Renato Troilo, Diego Pigozzi, Franco Cardin e chi vi sta parlando. La sua frequentazione del Dipartimento di Matematica di Padova continuò a lungo anche dopo essere andato in pensione, nel mio studio, ove collocò anche i suoi libri. Perciò io ebbi la fortuna di avere la sua presenza nel mio studio e di poter parlare con lui ancora per molti anni. E devo moltissimo al professor Grioli. Ho sperimentato la sua saggezza e la sua lungimiranza fin dal giorno della mia laurea. E quando, dopo la cerimonia della proclamazione, egli mi chiese di passare il giorno dopo dal suo studio. Così feci. Nel colloquio che avemmo, egli mi informò che il Ministero stava per bandire un concorso per un posto di assistente di meccanica razionale presso la Facoltà di Scienze di Padova e mi esortò a parteciparvi. E lo ringraziai commosso, rivelandogli tuttavia di essermi iscritto a matematica seguendo il consiglio di un filosofo, il professor Marino Gentile, con la prospettiva di dedicarmi poi alla filosofia, ad un certo tipo di filosofia. Il professor Grioli, vedendo il mio imbarazzo, disse che avrei potuto pensarci con calma. Per alcuni giorni ci pensai e quindi tornai da lui per dirgli che mi sarei presentato al concorso. E diventai poi assistente e mi occupai di matematica per il resto della vita. Curiosamente debbo questa mia scelta ad un filosofo, il professor Marino Gentile, e soprattutto al professor Grioli. Lo stile del professor Grioli era quello di un vero signore. Non l'ho mai visto alterarsi, mai. Sapeva imporsi usando maniere tranquille, forte dell'autorevolezza che il suo stesso aspetto esprimeva. Ho sempre ammirato queste sue qualità. Le ho potute apprezzare in particolare quando nel 76 il professor Giuseppe Zwirner, ordinario di analisi matematica, andò fuori ruolo e mi fu chiesto di succedergli e quindi di trasferirmi dalla cattedra di meccanica razionale a quella di analisi matematica. Allora il professor Grioli avrebbe potuto riservare la mia scelta dicendo di comprenderla, avendo egli stesso sempre amato l'analisi matematica, e questo è vero. Anche per questo la mia riconoscenza nei suoi confronti è immensa. La passione per la musica che il professor Grioli ed io condividevamo fece nascere tra noi un'amicizia che andava oltre i rapporti di natura scientifica o didattica. Fino a pochi giorni prima della sua scomparsa abbiamo parlato di musica al telefono. E qui mi fermo perché se mi lasciassi andare ai ricordi non finirei mai. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie davvero a Tullio, così sentita commemorazione. Sospendiamo la seduta per qualche minuto. Grazie.